Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora va bene che vale tutto, va bene che ormai siamo oltre il postmoderno, che ormai il principio di non contraddizione è un'anticaglia superata. Abbiamo visto chiamare tiranno il presidente della più grande democrazia del mondo, abbiamo visto leader europei appellarsi al capo del più grande totalitarismo mondiale, Xi Jinping, per ripristinare il diritto internazionale. L'ha fatto davvero Pedro Sanchez, l'idolo dei cosiddetti progressisti nostrani. Va bene che abbiamo visto un partito che nella denominazione all'aggettivo democratico provare a impedire che un avversario politico tenesse un evento in piazza. Va bene che abbiamo visto gli antifascisti di professione pretendere di avere il monopolio su un pezzo di strada, quel Corso Venezia a Milano fino a Piazza Duomo, che abbiamo appreso negli ultimi giorni essere cosa loro. Le abbiamo viste tutte. Però, gli sfasciatori professionali di conti pubblici che danno lezioni di economia, anche no. È troppo, implica comunque un'irrisione del cittadino elettore contribuente francamente eccessiva. Stiamo parlando ovviamente degli attuali oppositori del governo che, come sapete, ha mancato per lo 0,1 quel 3% che avrebbe fatto uscire l'Italia dalla procedura di infrazione. Invece l'Italia rimarrà soggetta alle gabbie eurocratiche, patto di stabilità in primis, stabilite in un'altra era geopolitica per un decimale arrotondato, perché la performance è stata del 3,07, arrotondato al 3,1. E questa follia, invece che essere indicata come tale da chiunque abbia a cuore l'interesse nazionale, sia tra i banchi della maggioranza o dell'opposizione, ha subito invece sollevato le critiche e gli attacchi di questi economisti in doppio petto, di questi esperti, di questi maestri della macroeconomia e dell'economia politica che sono i giallorossi, da Giuseppe Conti ai suoi sodali del PD, a coloro che hanno governato col mitico combinato disposto del super bonus e del reddito di cittadinanza, e che ora si mettono lì il monocolo, aprono un libro di economia con le pagine bianche, cioè solo la copertina, no? Ingannevole, e si comportano come se fossero, non voglio dire Friedrich von Hayek, alfiere del liberismo, ma John Maynard Keynes, no? Cioè come se posseggano la materia, non solo i fondamentali, ma anche le prospettive dell'economia globale, sono lì a dare lezioni su quello 0,1 calcolato dall'Istat. Ecco, allora vorremmo minimamente tornare ad altri numeri un filo più sostanziosi. Domanda di fondo: quanto è costato al contribuente italiano il combinato disposto super bonus reddito di cittadinanza, che è stata la stella polare dell'illuminata politica economica di questi espertoni? Beh, presto detto. Il reddito di cittadinanza, negli anni in cui è rimasto in vigore, ha comportato un impegno totale di spesa pubblica di circa 35 miliardi di euro. 35 miliardi di euro. Ma sono stati bruscolini questi gettati anzitutto culturalmente, no? Anzitutto avvalorando la cultura e la pratica della mera assistenza senza nessuna prospettiva di sviluppo, ma tutto questo impallidisce di fronte al mitico super bonus, che al 31 marzo vedeva conteggiato il suo onere per lo Stato in circa 132 miliardi di euro. 132 miliardi di euro dati Enea. Tutto questo che ha riguardato, perché poi la ricaduta pratica del super bonus, che doveva essere la rivoluzione del settore, ha riguardato il 4% delle case del patrimonio edilizio nazionale, il 4%, una ristretta giro di signori che si è ristrutturato il box lattico, quello che è, a spese del contribuente. Somma totale della politica illuminata degli illuminati, arrotondiamo
arrotondiamo per difetto, perché non siamo l'Istat, vogliamo essere generosi, arrotondiamo per difetto, 130 più 35, 165 miliardi. Per darvi un'idea delle dimensioni, l'ultima manovra, la manovra legge di bilancio 2026, consta di circa 22 miliardi di euro. Costoro hanno creato un buco di 165 miliardi per fare mera assistenza e condannare peraltro gli strati più in difficoltà da un punto di vista economico, geografico della popolazione alla perenne mancetta, e per buttare via soldi nella follia del superbonus hanno aggravato in modo sensibile una situazione del debito pubblico già notoriamente non idilliaca. Ebbene, costoro oggi fanno i Keynes della situazione e danno lezioni di politica economica dopo che il governo di centrodestra ha preso il rapporto deficit-PIL all'8% e l'ha portato quasi al 3, chiedo scusa, al 3,1 perché ci mancherebbe, se no arrivano gli eurocrati con la tabella, no, è 3,1. Capite che siamo dentro a una follia, va bene, non l'accettiamo, possiamo fingere di accettarla, ma le lezioni di economia da Giuseppe Conte e affini non facciamo neanche finta di accettarli. Quando è troppo, è troppo. Grazie a tutti, a domattina.